Questo è il Danubio dolce napoletano. Danubio dolce perché c'è la versione originale che è quella salata, Danubio perché abbiamo dato questo nome in ricordo del fiume Danubio e le palline ricordano le onde del Danubio che sono attaccate tra loro. Io ho fatto un impasto a mano, la caratteristica è staccare queste palline morbidissime e all'interno io ho messo abbondantissima Nutella e anche quando vado a staccare questa pallina piena di crema pasticcera. Benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi prepariamo un bellissimo Danubio dolce. È un dolce tipico napoletano di pasta brioche. Questo impasto si può fare sia a mano che con planetaria e anche con sbattiture. Io lo vado a fare in un recipiente a mano, quindi mettiamo la farina in un recipiente. Quindi inseriamo in un recipiente o in planetaria o sbattiture a mano la farina sia a manitopa che 00, facciamo un mix con il sale e mescoliamo. Poi centralmente mettiamo lo zucchero e il burro e iniziamo a fare una pastetta con questi due ingredienti e poi subito inseriamo un uovo intero e continuiamo a mescolare centralmente. Quindi fatto ciò possiamo anche inserire il lievito di birra all'interno del latte. Se è estate ovviamente va bene a temperatura ambiente, se è in inverno va bene latte tiepido per anticipare la lievitazione. Quindi inseriamo il tutto all'interno del composto precedentemente fatto e quindi inseriamo aroma, arancia e limone mezza fialetta oppure mezza scorza e mezza scorza. Quindi compattato il tutto passiamo sul tavolo. Adesso dobbiamo lavorare l'impasto finché non diventa un impasto liscio e compatto. Non c'è un tempo, il tempo che si deve raffinare bene l'impasto, quindi se facciamo più velocemente si anticipa, se andiamo più piano ovviamente aumenta il tempo. È importante impastare bene perché è un impasto abbastanza grasso, se non viene così liscio il Danubio non verrà mai bene. Quindi l'impasto è liscio e ben compatto, quindi è pronto. Adesso mettiamo a lievitare l'impasto a una temperatura calda, sempre tra i 20 e i 25 gradi. In estate va bene anche a temperatura ambiente. La lasciamo lievitare fino al triplicare il suo volume. Questa lievitazione è molto importante perché va a sfogare l'impasto inizialmente. Quindi l'impasto lievitato almeno il doppio del suo volume, se non il triplo, è pronto. Quindi andiamo a formare dei pezzi di impasto in questo modo. Quindi se l'impasto è lievitato perfettamente all'inizio, poi dopo subito lieviterà, tagliamo dei pezzi da 20 grammi ognuno e andiamo a rotolare a mo' di pallina in questo modo. Ecco, formate tutte le palline, andiamo a imburrare una teglia tonda, quindi imburriamo molto bene una teglia. Come vedete la mia tesi sul Danubio dolce è quella di riempire il Danubio all'uscita dopo la cottura. Perché? Perché qualsiasi crema possiamo mettere, dobbiamo congelare, dobbiamo fare attenzione quando si va a chiudere, eccetera, eccetera, non verrà mai come quando si mette una crema fresca all'interno. Prendiamo caso uguale anche i fiocchi di neve. I fiocchi di neve si riempiono dopo l'uscita dal forno proprio per avere una crema bella fresca all'interno. Quindi facendo questo sistema potete riempire il Danubio in tutti i gusti che volete, anche un Danubio lo fate in vari gusti. Quindi mettiamo le palline all'interno della teglia, quindi mettiamo tutte le palline non esageratamente attaccate ma in questo modo, ecco, e chiudiamo con pellicola. Quindi a questo punto anche il Danubio completo lo facciamo lievitare il triplo del suo volume, sempre a temperatura calda tra i 20 e i 25 gradi. Quindi come vi dicevo, se l'impasto è lievitato la prima volta bene, la seconda volta impiega molto meno tempo, andiamo a spennellare con un uovo sbattuto per dorare esternamente e mettiamo, se piace, un po' di granella di zucchero, quella piccola, non quella grande dei panettoni, e andiamo a infornare a forno preriscaldato a 175. Sul fondo del forno mettiamo il primo binario in basso e dopo 20 minuti è pronto. Quindi a livello di cottura non deve essere esageratamente bello scuro, troppo cotto, altrimenti il Danubio non viene morbido come vedete nel video, ma viene un Danubio asciutto. Quindi vado a bucare con un cono di acciaio o plastica, quello che volete, per fare il buco su ogni pallina e vado a riempire con crema pasticcera e Nutella. Siete sicuri che in questo modo abbreviate la lavorazione e avrete delle palline super morbide all'interno, piene di ripieno, ovviamente di qualsiasi ripieno a vostro piacimento. Io ho inserito sia la Nutella, che rimane morbidissima, non si secca, e la crema pasticcera.
Come avete visto è un impasto banale da fare, molto facile, addirittura l'ho fatto anche a mano. L'importante è la cottura e la lievitazione deve essere fatta bene e deve avere anche uno sfogo iniziale, la prima lievitazione, e poi dopo la cottura è la cosa fondamentale. Come avete visto non deve essere molto scuro, quindi eccolo.